Allora, l'argomento di cui vorrei parlare oggi è un caso abbastanza unico, perché è un argomento che riguarda l'arte, l'architettura, la matematica, la fisica, la biologia e in più è un argomento molto visivo e, dulcis in fondo, è anche un grande gioco per i bambini. E parto da una prima immagine che è un'incisione del 1758. Il motivo per cui parto da questa è che questa immagine era alla fine di questo articolo sulle soft matter di Gilles de Gennes, nel discorso che lui fece quando gli dettero il Nobel per la fisica nel 1992. E una parte era dedicata proprio a quello che si vede in quell'immagine, cioè a delle bolle di sapone, che non è un argomento, come dire, dannata, ma è una cosa assolutamente matematica contemporanea. Questa è solo un'immagine da una rivista, i Notices dell'American Mathematical Society, del 2017, che riguarda appunto le lamine di sapone, ovvero, come si dice in matematica, le superfici minime. Questo è l'articolo. Parto da una cosa che riguarda l'Istituto Veneto, perché questa immagine era in mostra all'Istituto Veneto nel 2016, nell'ultima cosa che ha organizzato Zaha Hadid prima di morire. Tra l'altro lei era laureata in matematica, e come vedete è una superficie minima, perché Zaha Hadid ha utilizzato e disegnato tanti modelli matematici. E appunto la sua mostra si svolgeva a Palazzo Franchetti, e l'anno successivo si tenne poi il convegno di matematica e cultura che io faccio da qualche anno al Palazzo, e negli atti del convegno, che sono usciti nel 2019, ci sono 30 pagine dedicate a Zaha Hadid e le sue opere fatte insieme con lo studio Zaha Hadid a Londra. Ma quando comincia la storia delle bolle? Cioè, sono sempre esistite le bolle di sapone? No, perché non c'era il sapone. Probabilmente il sapone nasce in quella che oggi è la Turchia verso il 1400, ed era una cosa costosissima e molto sofisticata, probabilmente a Aleppo. E questa non è la prima immagine delle bolle di sapone nell'arte, ma quella che è diventata più famosa, perché all'inizio del Cinquecento ce ne sono molti altri esempi di bolle di sapone. Bolle di sapone che diventano simbolo della vanitas, della fragilità della vita umana, e si sa quanto di questi tempi è attuale. Faccio vedere una rapida carrellata di immagini. Questo è interessante perché sarà poi il manifesto della mostra con cui concludo. Vengono dalla National Gallery di Londra, dalla National Gallery a Washington, dal Metropolitan. Questo è David Bailey, questo sta al Paul Getty Museum, Los Angeles. Questo è Rembrandt, proprietà del duca del Liechtenstein, che ha mandato poi alla mostra 2 delle sue opere personali. E che c'entra la scienza? Beh, questa è un'immagine dell'Ottocento in cui si vede Newton che resta sorpreso guardando un bambino che fa le bolle e i colori che ci sono sopra. E ne parla e fa degli esperimenti nella sua Optics all'inizio del Settecento. Boucher è lo stesso che abbiamo visto prima, la storia nell'arte continua, grandi capolavori, quello di Chardin all'Ermitage e questo, famosissimo, nonché il quadro di Manet del 1867. Sono gli stessi anni in cui succede una cosa che riguarda invece la matematica. Queste sono fotografie di un artista americano che si chiama Bradley Miller, che ha studiato le geometrie delle lamine di sapone. Non sono proprio fotografie, ma insomma l'idea è quella. Qui si vedono delle lamine di sapone, si vedono degli angoli chiarissimi di 120 gradi. Bene, quello che scopre questo signore che faceva questi esperimenti, Joseph Plateau, è che, malgrado insomma, laviamo i piatti, facciamo miliardi di incroci di lamine di sapone, bene, gli angoli che tutti questi miliardi di lamine fanno sono solo due, 120 gradi o 109,28. Il primo esempio è questo, 3 superfici che si condono lungo la linea, e queste in cui ce ne contano 4 al centro di un tetraedro. Non ce ne sono altri. Provare per credere. In questi anni esce il suo libro, ci vogliono 100 anni perché una matematica americana dimostri che effettivamente quello che sperimentalmente aveva Plateau era giusto, e diventa uno degli articoli più famosi del secolo scorso.
All'interno c'erano immagini di radiolari che fanno parte del plankton. E che c'entrano i radiolari? Se ne accorge anche Darcy Thompson nel suo famosissimo libro, che ormai ha più di 100 anni, in cui c'è una parte dedicata alle lamine di sapone, plateau e radiolari. Questo è un esempio di radiolare, una sellaria, è un disegno fatto quando fu scoperto nell'Oceano Indiano. Questa è un'immagine al microscopio elettronico dello stesso oggetto. Questo è un modello fatto con lamine di sapone. Questo invece è Naum Gabo, che negli anni 60 del secolo scorso fa delle sculture ispirate a queste forme. Fraiotto, architetto degli anni 60, inventa le stencil structure basate su modelli di lamine di sapone. Questo è il Dipartimento di Architettura di Stoccarda. E la più famosa è questa, la grande tenda sospesa sopra lo Stadio Olimpico di Monaco, fatta su modelli di lamine di sapone. Arriva anche il computer a un certo punto e si scoprono delle superfici minime che non si possono ottenere col sapone. Nel senso che il sapone riempie i vuoti, quindi non si possono avere superfici con vuoti, con buchi. E tra l'altro questo è uno dei primi modelli che vengono fatti con la macchina che adesso si usa tantissimo nel modellare. E viene fatto un software per fare anche bolle che non esistono in natura, tipo questa, a parte le bolle in più dimensioni, ma in 3 dimensioni. Una bolla così non si può fare, solo col computer. E un problema si ripone che aveva posto Lord Kelvin alla fine dell'Ottocento. Prendete una forma poliedrica, gli assegnate un volume e volete riempire tutto lo spazio senza lasciare vuoti. Qual è il poliedro che funziona meglio? La forma poliedrica? La soluzione di Kelvin la migliorano Wehrle e Feller nel 1994 al Trinity College a Dublino e diventa il modello per la piscina olimpica delle Olimpiadi di Pechino. Tutto fatto su modelli e strutture e angoli di Plateau e di Wehrle e Feller. Questo è l'interno e questa è la maquette, l'unica che c'è del modello, che era la mostra, di cui parlo fra un attimo. E un altro personaggio molto interessante dell'arte contemporanea e non solo, ha preso quel modello e sopra il Metropolitan Museum ha costruito la struttura in cui poteva entrare il pubblico. Si chiama Thomas Saraceno e tra l'altro è un mio lontano cugino. Importante nella matematica le superfici minime, si sono vinte in Italia solo 2 medaglie Fields, che è il massimo riconoscimento. Tutti e 2 le persone che l'hanno vinte, i matematici che l'hanno vinte, lavoravano anche sulle superfici minime. Il primo nel 1974 è Enrico Bombieri, che da allora era al Princeton Institute, quello creato per Einstein, e Alessio Figalli 2 anni fa, nel 2018, che ha vinto anche per i suoi lavori sulle superfici minime. Siamo arrivati alla conclusione, siamo a Perugia, l'anno scorso, sembra un secolo fa devo dire, si è aperta una grande mostra che si chiamava Bolle di sapone, forme dell'utopia tra vanitas, arte e scienza. Nel frattempo, pochissimi giorni dopo, Karen Uhlenbeck, la prima matematica donna al mondo che vince la medaglia Abel, e gli dedicano 2 pagine sul New York Times, l'universo in una bolla. Vi faccio dare un'occhiata rapidissima alla mostra, senza dirvi quali sono i quadri, eccetera, eccetera. Quello si riconosce subito, è quello che si è visto prima, che era il manifesto della mostra. Questo è Man Ray, che arrivava dal 500 fino all'arte contemporanea. Non solo, c'erano cose anche di matematica, di biologia, eccetera, eccetera. Ecco altre immagini della mostra. Questa era l'immagine del catalogo, che è stato uscito, fatto anche in inglese come ebook. E questo è Imagine Math 7, che è uscito 3 giorni fa come ebook. Il libro stampato uscirà fra 2 settimane dalla Springer, in cui ci sono 30 pagine dedicate alla storia delle bolle e alla mostra, con tante immagini. La mostra si può anche vedere. Questo è l'indirizzo su YouTube. Basta che scrivete Bolle di sapone Perugia 2019 e esce il video. Questo è comunque l'indirizzo. E con questo ho finito la presentazione e spero che continuerete tutti quanti, che in questi tempi aiuterebbe molto, a giocare dovunque con bolle di sapone.